Se un giovane volesse approcciarsi a questo mondo e volesse fare il biologo come lei, è una prospettiva lavorativa e che cosa deve fare? Allora, quando uno esce dalla facoltà di biologia può fare tantissime cose, laboratorio, eccetera. Questa però è un'attività di campo e noi la chiamiamo così, diciamo un biologo da campo, il biologo che fa questo mestiere, il mestiere che faccio io. È un mestiere che può dare anche delle grosse soddisfazioni, però a monte ci vuole una passione e una motivazione importante perché c'è anche tanto lavoro proprio fisico, manuale e via via poi magari uno acquisisce anche un ruolo di responsabilità, sta più attento alla qualità, eccetera. Io consiglierei sicuramente se qualche ragazzo che fuoriesce dalla facoltà di biologia, tra l'altro anche oggi abbiamo biologia marina, si interessasse fortemente a questo settore, perché per me soprattutto la molluschicoltura è una delle, diciamo, delle voci come si può dire, delle voci importanti per il futuro, che hanno una tendenza positiva. Il settore delle vongole poi è un settore di nicchia e bisogna saperlo proprio fare questo mestiere, però sicuramente potrebbe dare delle soddisfazioni ai ragazzi che vogliono intraprendere questa linea di lavoro, diciamo.